Gli imprenditori sono stremati. Il rincaro dell'energia, l'aumento delle bollette, il costo del lavoro che di conseguenza si impenna e molti partecipano alle proteste di piazza e contemporaneamente pensano di chiudere. Questo imprenditore si è già trovato ad affrontare un aumento del 660%. Spegnere tutto è già realtà. Noi abbiamo un'azienda che fa recycling e raffinazione di metalli. Noi siamo passati da bollette da 25.000 euro l'anno scorso a bollette che arriveranno a 150.000 euro quest'anno. Io ho fermato tutto perché purtroppo se lavoro oggi rischio di fallire, per cui per non fallire mi devo fermare. Con i dipendenti è stato trasparente, ha spiegato le ragioni di questa scelta. Ho detto la verità, ho detto ragazzi, io purtroppo da qui a febbraio non posso garantirvi lavoro, per cui vi sosterrò finché posso per farvi lavorare comunque sia qualche ora durante la settimana. E le richieste sono chiare e dirette. Noi chiediamo immediatamente che riducano drasticamente il costo dell'energia perché possono farlo, come hanno fatto altri provvedimenti urgenti negli anni scorsi. Il timore è ritrovarsi a ottobre con famiglie senza lavoro e aziende piccole, medie e grandi chiuse.